Bontona Palazzo è un progetto che è partito dall'analisi di uno dei testi che compongono l'importante collezione appunto di volumi della Fondazione D'Arco, lasciata dai Conti d'Arco, e che è proprio un manuale di bon ton degli anni 70 dell'Ottocento stampato a Parigi. In realtà ne abbiamo più di uno, ma ci siamo ispirati a questa pubblicazione. Il primo a rivolgersi ai padroni di casa era sempre l'uomo della coppia, che si rivolgeva immediatamente alla maîtresse della maison, quindi alla padrona di casa, poi invece si rivolgeva al padrone con una stretta di mano. Ricordo però assolutamente che le dame devono sedersi per prime, anzi i gentiluomini devono proprio come dire, aiutare la seduta delle dame proprio per non sgualcire il loro abito. Allora, cominciamo con un potage, vero? Crema di gamberetti alla Regence con gnocchetti di pollo. Oh, squisito! Squisito senz'altro. Proseguiamo con hors d'oeuvre, olive di Siviglia farcite, caviale d'Astrachan, cetrioli verdi, burro d'insigny e piccoli bananelli. In questo periodo storico, nell'Ottocento, nelle residenze nascono queste stanze tipicamente maschili. Queste stanze venivano chiamate fumoir e avevano il compito davano la possibilità ai nobiluomini di ritirarsi tra loro per poter fumare tabacco. In effetti, secondo il Galateo, la pratica del tabacco del tabacco era una pratica esclusivamente maschile e fumare in presenza di nobildonne era un gesto considerato estremamente rude, estremamente sgarbato. E quindi la soluzione era proprio quella di dotare le dimore nobiliari di spazi appositi, di quelle che potremmo anche definire le sale fumatori, come si definiscono proprio in francese. La cosa particolare è come si sale in sella e come si utilizza. La gamba destra arciona il pomo della sella, che è detto a caratteristica ali dell'origine. Dopodiché la gamba sinistra, invece, viene lasciata cadere lungo la sella. Il piede sinistro entra nella staffa, ma non si appoggia, perché il piede deve rimanere leggermente spostato verso l'interno. Solo in questo modo la gamba sarà libera per poter comandare al nostro cavallo se il trotto o il galoppo. La chicca finale, attraverso un'altra attrice dell'Accademia Campogalliani, una amazzone con un magnifico vestito di velluto marrone che raccontava come, avendo a disposizione poi noi selle da amazzone della Fondazione D'Arco, quindi della famiglia dei Conti d'Arco, le amazzoni andavano a cavallo e come dovevano abbigliarsi. Tutto questo è un percorso, il secondo incontro che facciamo a Palazzo d'Arco, proprio dedicato appunto a una revisione moderna di ciò che avveniva appunto anticamente. Il museo si presta, il museo, come tutti sanno, coloro che l'hanno visitato, è un museo che accoglie la collezione completa di dipinti, di mobili, di tappeti e ovviamente anche di oggetti che arredavano queste sale e che quindi è un set, chiamiamolo così, cinematografico o teatrale perfetto.